Ultimamente, a seguito anche dei nostri interventi sulle problematiche del depuratore di Lignano, abbiamo diciamo anche il dottor Mauro è tornato alla carica, diciamo così, con le istituzioni, proprio perché ci sono appunto dei problemi legati anche alle acque che sono dal depuratore, e lui aveva fatto già anche degli interventi sulla stampa, aveva avuto delle risposte anche da qualcuno anche dell'Università di Udine, e adesso chiaramente di Trieste, ha ragione, e adesso chiaramente a fronte di quello che vi diremo poi lascerò la parola a lui, che magari potrà dirci quali sono le problematiche di quello che noi in questi anni abbiamo in qualche modo cercato di attenzionare tutta l'amministrazione regionale, l'Agenzia regionale per l'ambiente e la politica in genere. Io parto, perché di solito mi piace essere puntuale. Per chi non mi conoscesse, sono Cristian Sello, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, oltre a Cristiano Mauro, come anche Mauro Capozzella, mio collega in Consiglio regionale. Noi abbiamo indetto questa conferenza stampa a seguito di quella che è stata la risposta a un'interrogazione che abbiamo depositato in Consiglio regionale, una risposta che ci ha dato l'assessore Scoccimarro. Qui se volete ci sono alcune copie, ma insomma grosso modo ve la posso riassumere. Noi chiedevamo sostanzialmente cosa avessero comportato, anche quali conseguenze avessero comportato i malfunzionamenti che ci sono stati negli anni al depuratore di Lignano Sabbiadoro, quali criticità ci fossero sull'impianto, se l'impianto risultasse all'amministrazione o meno collaudato, perché c'era una sorta di c'è tuttora, ma insomma la situazione è un po' più chiara. C'era anche una sorta di giallo su quello che è il collaudo dei lavori eseguiti nel giugno 2015, perché nel gennaio del 2017, quindi quasi 18 mesi dopo la fine dei lavori, gli stessi risultavano ancora da collaudare, e questo l'aveva accertato la consulta d'ambito del servizio idrico, il CATO, che c'era una volta. Adesso, come sapete, c'è l'AUSIR, è questa nuova autorità di cui si parla anche in questi giorni in Consiglio. Ma questo ovviamente noi allora abbiamo voluto fare questa domanda all'assessore Scoccimarro. Lui ci ha sostanzialmente riferito che non è, diciamo, una delle carte che dovrebbero essere depositate alla Regione Friuli Venezia Giulia, che autorizza gli scarichi a mare, ma di fatto non è tenuta a sapere se un impianto è collaudato o meno. Già questo dovrebbe farci accendere qualche lampadina, ma comunque lui ci aveva confermato che l'impianto e il collaudo dello stesso è stato eseguito in data 14 luglio 2016. Ora, il problema qual è? Intanto che 14 luglio 2016 erano 7 mesi prima della delibera del CATO, dove diceva che il collaudo era ancora in corso. Quindi uno dei due ovviamente ha sbagliato, mettiamola così. Ma il 14 luglio 2016 c'è stata la commissione che doveva valutare il collaudo dell'impianto, che riteneva che i lavori eseguiti, e questo torno al presente, siano collaudabili. Quindi non ha detto che i lavori sono collaudati, o non ha ritenuto che i lavori potessero essere collaudati, ma li ha ritenuti collaudabili alle seguenti condizioni, e ha messo 5 condizioni. Ma la cosa, tra virgolette, più interessante è che li riteneva collaudabili limitatamente a una potenzialità di trattamento di 300 metri cubi l'ora. Questo ovviamente è circa un sesto di quello che dovrebbe essere la portata del depuratore di Lignano. Quindi, se i lavori eseguiti avessero anche mantenuto tutte le prescrizioni previste dalla commissione collaudatrice,
il collaudo sarebbe stato limitato solo a una potenzialità di trattamento di 300 metri cubi l'ora. Ora noi, chiaramente, a fronte di questo, ci siamo un attimino allarmati perché da dati del CAFC, ovviamente, abbiamo alcuni dati che ci confermano che d'estate c'è una entrata delle acque reflue da depurare, una portata di circa 1700-1800 metri cubi l'ora. Ora voi capite che se l'impianto è anche collaudato per 300, abbiamo già un problema di capire il resto come viene e da chi viene collaudato. Tutto questo è scritto anche nero su bianco su quelle che sono le relazioni che il CAFC di volta in volta fa per i vari lavori che continuano dopo il 2015 a essere fatti sull'impianto stesso. Perché? Perché intanto loro stessi dicono che sono necessari ulteriori lavori sull'impianto. C'è mancante un sedimentatore finale della capacità di 600 metri cubi l'ora e si necessita l'ammodernamento dei comparti biologici esistenti. Queste sono parole del CAFC stesso su quello che è i lavori che sono previsti da fare. E sono 3 anni praticamente che loro lo sanno e questi lavori ancora devono essere ultimati. In più, quando nel maggio 2018, che qua forse vedete anche alcuni lavori che sono stati eseguiti in quel periodo, loro dicono che sono dovuti intervenire perché attualmente il sedimentatore a servizio della nuova linea biologica, quella che doveva essere collaudata nel giugno 2015, non ha raggiunto le attese capacità di trattamento, attese pari a 600 m3 l'ora, limitandosi a essere efficiente per portate pari a 300-380 m3, esattamente quelle che la Commissione aveva detto che sarebbero state eventualmente collaudabili. Quindi dopo 2 anni, quasi 3 anni dalla fine dei lavori, loro dicono che c'è questo sedimentatore a servizio della nuova linea biologica che non ha raggiunto le attese di capacità di trattamento. Ora, queste sono le problematiche relative all'impianto. Noi, come detto, a fronte anche di queste segnalazioni che ci pervenivano ancora nel febbraio del 2017 di cittadini che evidentemente erano abbastanza allarmati dalla situazione, che in qualche modo è testimoniata anche da queste immagini, che sono tutte immagini che a noi sono pervenute al nostro gruppo consigliare e che di fatto attestano che il depuratore in lunghi periodi dell'anno non lavora, o comunque lavora nelle modalità che gli stessi diciamo, tecnici del CAFC possono dire. Avevamo fatto delle segnalazioni anche a ARPA-FUG ci aveva risposto che loro non avevano mai trovato problemi sull'impianto e che a loro, non posso dire sostanzialmente, ora vi spiego perché, ma a loro bastavano i referti delle analisi effettuate sullo scarico a mare. Siccome i referti delle analisi effettuati sullo scarico a mare erano sempre a posto, per loro l'impianto funzionava, e gli stessi dicono che i referti delle analisi effettuate nell'anno 2016 allo scarico delle acque reflue nel mare Adriatico hanno evidenziato il sostanziale rispetto dei limiti di legge. Ora, sostanziale è una parola che vuol dire tutto e niente, o li ha rispettati o non li ha rispettati. Quindi probabilmente c'è stato qualche sforamento già nel 2016, ma questa lettera qui è del 7 marzo 2017 e praticamente è stata fatta prima dei 3 verbali di accertamento che l'ARPA poi ha dovuto emettere nell'ottobre 2017, quando, se vi ricordate, avevamo fatto anche noi, avevamo dovuto portare alla luce noi il fatto che c'erano stati degli sforamenti per tutta l'estate del 2017 e quindi chiaramente sì, è vero che l'impianto aveva sostanzialmente rispettato i limiti dello scarico, ma questo non l'ha fatto sicuramente nei mesi a seguire. C'era stata un'ulteriore
diciamo, problematica legata al fatto che in laguna per un certo periodo si sentissero forti odori di acque reflue. C'è una parte dell'impianto di Via Lovato che ha uno scarico verso la laguna. Quello scarico, secondo ARPA-FUG, ora io vi leggo quello che ci aveva riferito 2 anni fa l'Agenzia regionale per l'ambiente. Loro dicono: si segnala infine che il diffusore di scarico delle acque trattate è situato a circa 4 miglia dalla costa, quindi per loro le acque trattate sono quelle che finiscono poi nel mare Adriatico. E appunto dicono nel mare Adriatico e non in laguna, dove sono recapitate esclusivamente le acque di pioggia, evenienza quest'ultimo molto rara, tra l'altro nel periodo invernale. È pertanto improbabile che la causa degli odori lamentati sia attribuire allo scarico del depuratore. Questo ARPA ce lo attesta il 7 marzo 2017. Ora noi, facendo, diciamo così, seguito a tutte le richieste di accesso agli atti che abbiamo effettuato sia alla Regione sia all'Agenzia regionale stessa, per cui vi ringrazio di averci messo a disposizione anche questi materiali, siamo venuti a conoscenza una settimana fa che nell'aprile 2016, nel marzo 2017 e nel settembre 2017, esattamente nel periodo praticamente in cui loro hanno preso tutti i verbali di accertamento per sforamenti, e vi ricordo che gli sforamenti in autocontrollo hanno toccato circa 620 volte i limiti di legge, ovvero a fronte di un limite di legge di unità fecali di 5.000 appunto di Escherichia coli, in autocontrollo loro attestano di averne avuti 3.100.000 sversati. Ma vi dicevo, in queste 3 date, quindi aprile 16, marzo e settembre 2017, ci sono 3 lettere di CAF SPA che avverte sostanzialmente la provincia per quanto riguarda il 2016, ma dopo anche ARPA e la Regione, che lo scarico delle acque reflue, a fronte di alcuni lavori che stavano effettuando proprio sul depuratore, e stiamo parlando dopo la fine dei lavori del 2015, quindi altri lavori che di volta in volta vengono fatti, loro attestano che lo scarico delle acque reflue depurate viene pertanto effettuato in laguna mediante le pompe di rilancio presenti nella sezione dell'idrogeno. Quindi a noi ci hanno detto che in laguna il depuratore sversa solo acqua piovana, che è impossibile che ci siano sversamenti di acque reflue in laguna, quando sia l'Agenzia regionale per l'ambiente sia la Regione sapevano, o comunque dovevano sapere, perché quantomeno il CAF glielo comunicava, almeno in 3 occasioni, che queste sono quelle che noi abbiamo e che noi conosciamo, quindi non sappiamo se ce ne sono state altre, almeno in 3 occasioni c'è stato questo sversamento di acque reflue depurate, e per fortuna, voglio dire, che fossero depurate. Il problema qual è? Che sono state depurate con un impianto che loro stessi dicono che è insufficiente. Ovviamente nessuno ha fatto delle analisi su quelle acque, perché evidentemente non essendoci un'autorizzazione allo scarico in laguna, nessuno poteva fare delle analisi per qualcosa che non doveva essere fatto, e quindi non sappiamo se quelle acque avessero quale portata poi anche di Escherichia coli, azoto, fosforo, tutto quello che poi sono stati gli sforamenti in questi anni legati alle problematiche del depuratore. Quindi noi non possiamo sapere se le acque sversate in quei 3 momenti particolari fossero o meno, o rispettassero o meno i limiti di legge. Questo non lo possiamo sapere, però sappiamo benissimo che sia prima sia dopo i periodi per cui c'è stato lo sversamento ci sono stati superamenti di Escherichia coli nelle acque analizzate. Quelle che dovevano andare in mare, ovviamente quelle che dovevano andare in laguna, erano praticamente lo stesso tipo di acque. Credo di avervi detto, diciamo, tutto rispetto a quello che c'era da dire. Io, come aggiungo, che ho letto ieri e anche ovviamente come voi stamattina sui giornali,
che l'assessore Scocimaro, probabilmente anche a seguito di queste cose di cui abbiamo discusso giovedì scorso in consiglio regionale, ha deciso di aprire un focus group, l'ha chiamato, quindi un tavolo per accertare tutto quello che sta avvenendo sia a Lignano sia in Laguna. Ringrazio l'assessore per questo e spero che effettivamente una volta per tutte si possa fare luce su quanto avvenuto e su quanto sta accadendo. E magari adesso do la parola a Cristiano, al dottor Mauro, che ci potrà dire chiaramente qual è o quali sono le problematiche collegate a queste situazioni. Quindi ringrazio l'assessore. Io vi ricordo che in tutti questi anni, a seguito di questi sforamenti di Scricchiacoli, noi abbiamo fatto un monitoraggio per capire e cercare di capire cosa potesse comportare anche per l'ambiente tutto questo. Ora, una parte ve ne parlerà sicuramente il dottore fra poco, una parte ve la posso ricordare io, perché sono 2 anni praticamente che di volta in volta noi cerchiamo di sensibilizzare anche la stampa su quelle che sono le ordinanze emesse dall'azienda sanitaria Bassa Friulana, che fra poco tornerà a essere udinese, e circa le zone di raccolta dei molluschi, perché periodicamente vengono ritrovati dei molluschi con escherichia-coli al loro interno anche superiore ai limiti di legge consentiti, e questo poi comporta la chiusura delle zone di raccolta, comporta ovviamente la presenza di altre biotossine. Ora come ora tutta la costa di Lignano Sabbiadoro, praticamente proprio da dove passa la condotta di scarico a mare fino alla zona di Sant'Andrea, risulta chiusa ancora ed è stata chiusa per 3 mesi per appunto la presenza sia di salmonella che di Escherichia coli nelle bombe. Questo è un aspetto, e ora lascio la parola a Cristiano Mauro se vuoi aggiungere tutto quello che puoi. Intanto mi presento, io sono Cristiano Mauro, sono biologo, mi sono laureato all'Università di Trieste e ho fatto una tesi di laurea sul recupero praticamente della parte bentonica di una zona della laguna di Marano, vuol dire proprio il recupero di quello che è la parte del fondale di una zona intera della laguna. È stato discusso appunto con il mio amico Cristian qua in regione tramite 3 conferenze che sono state fatte in diversi luoghi, e oltre ad essere biologo sono anche pescatore in laguna. Quindi in sostanza quello che vedo io lo vedo, non dico quotidianamente, ma questa è la problematica che si cerca di portare alla luce appunto all'amministrazione regionale, comunale, agli enti di ricerca e quant'altro, ed è questo appunto che invece non, quello che purtroppo posso appurare non viene confermato e non viene neanche risolto, tra l'altro, perché questa è la cosa peggiore. Tante volte si pensa che si viene qua per andare contro la pesca oppure per far chiudere una zona di pesca, invece è tutto il contrario. È proprio quello che si cerca di fare, perché noi adesso in questo caso dobbiamo segnalare una problematica. Perché con tutta questa eccessiva quantità di nutrienti che vengono nelle acque, in questo caso tramite il depuratore di Lignano, molto probabilmente il depuratore di San Giorgio, e gli idroveri che ci sono lungo tutto il perimetro perilagunare, ogni tot tempo vengono immesse in laguna una concentrazione elevatissima di nutrienti, principalmente fosforo e azoto, e dal depuratore batteri coliformi principalmente, che sono quelli all'interno delle feci, per intenderci. Questo cosa crea? Crea uno squilibrio in tutta la catena trofica, perché crea un'eccessiva proliferazione di fitoplancton e l'eccessivo crescimento di macrofite, l'ulva lactuga principalmente, che sono in pratica, non so se avete mai visto anche nelle spiagge che rimangono spiaggiate, o anche in laguna stessa, la lattuga di mare, quella macrofita verde, esatto. Quella si deposita sul fondale lagunare e dopodiché i batteri aerobi cosa fanno? Degradano la sostanza organica e quindi consumano la maggior parte dell'ossigeno presente nella colonna d'acqua. Adesso come adesso il danno principale in laguna è causato proprio da questo, dall'eccessiva quantità di sostanze che sono composti azotati, fosfati e anche batteri,
che vengono riversati in laguna. Il fatto è che uno dice, ma come ci sono le deroghe, ci sono le autorizzazioni, però c'è una cosa fondamentale, c'è una direttiva, la direttiva nitrati, che dice guarda, tu in un bacino afferente, in questo caso come la laguna, non puoi mettere delle acque, siano acque reflue, acque più varie, differentemente, che abbiano una concentrazione inferiore ai 25 mg in litro di composti vegetali. Molto probabilmente l'acqua dovrebbe averla aggiornata e dovrebbe averla diminuita ancora di più se non lo fanno. Comunque sostanzialmente è questo. Io non ho mai dato un'analisi che mi dica che in quelle zone ci sia una concentrazione di composti azotati, assolutamente. Ci sono delle analisi che vengono fatte in differenti aree, ma non in quelle zone lì che sono le zone più, diciamo, pericolose, sono quelle che dovrebbero essere più controllate. Tanto che io cosa ho fatto? Nel febbraio del 2018, esattamente il 15 febbraio del 2018, vado a Udine al nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e faccio questa richiesta che è protocollata e certificata, perché non è ai Carabinieri a richiederla. L'oggetto è questo: richiesta di analisi dei nutrienti contenuti nelle acque site all'interno di canali collettori della Bassa Friulana e in laguna di Marano Grado per certificare la problematica delle fioriture algali e della crescita di macrofite acquatiche che provocano danni gravi e permanenti all'ecosistema lagunare, in primis in termini ambientali e conseguentemente all'economia reale, principalmente comparto pesca lagunare e pesca in mare. Anche perché c'è da considerare una cosa fondamentale: purtroppo negli anni mai si è preso in considerazione la questione della correlazione tra ambiente lagunare e ambiente marino. I pesci in primavera, quando sono molto piccoli, entrano e dopodiché si accrescono e escono in mare. Quindi è tutto un sistema correlato e collegato. Ed è questa la cosa che mi preme di più. Vivendo l'ambiente lagunare, vivendo la questione della pesca, ho detto ma come non è possibile? Cioè, che uno non si accorga di questa roba qua. Questa è una foto che ho scattato io fuori dal depuratore di Lignano, esattamente nel Pantanel, dove c'è l'idrovora che da dentro il canale Lovato immette in laguna il refluo. Questa qua praticamente potrebbe essere tranquillamente una vasca di sedimentazione primaria in un depuratore, solo che questa è in laguna però. Cioè questa qua è in laguna, non dentro il depuratore, in laguna. A me sembra impossibile che non si sia mai riscontrato un valore che superi i limiti di legge, anche perché, come diceva Cristian prima, si riscontrano i 3 milioni e 100 di unità fecali per 100 ml, che sostanzialmente è un bicchiere d'acqua, però non vengono fatte le analisi dei composti azotati. È una cosa molto strana, no? Cioè, nel senso, con una quantità così elevata di batteri coliformi, qualcosina sarà uscito fuori. Però non contento, sempre il 15 febbraio del 2018, cosa faccio? Mando una mail al presidente dell'ARPA Luca Marchesi dicendo guarda, io sono andato dai Carabinieri di Udine e ho consegnato questa relazione, in modo tale che siccome non riesco in nessuna maniera tramite l'amministrazione regionale, le istituzioni, quello che è, a risolvere la problematica, voi che siete l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, magari potete risolvere la problematica in maniera rapida, in maniera efficiente, dato che comunque ci sono tutte le possibilità per fare le analisi in tempi rapidi. Sono analisi che comunque non richiedono grandi tempi, anche perché volendo uno potrebbe farle in tempo reale con una somma multiparametrica e dopo farle in serie con una programmazione. Per aver mandata venerdì o sabato la mail, il martedì è arrivata una mail al comune di Marano, appunto dicendo che l'ARPA era disposta a fare questo incontro per cercare di risolvere la problematica. Appunto in questo incontro il comune Marano Lagunare ho richiesto che venisse fatta l'analisi, come è scritto qua, dove è stato depositato il 9 di luglio, che venisse fatta l'analisi dentro i canali collettori che versano l'acqua che dopo va in laguna. Perché? Perché se io ho una concentrazione elevata di composti azotati non posso versarla in un bacino afferente come la laguna. Solo che a me, a meno che io insomma ho chiamato anche l'Antonella Zanello, che è la persona che dovrebbe seguire queste procedure, in sostanza mi ha detto che per l'ARPA mi ha detto che le analisi insomma erano state fatte e quant'altro, e ho detto sì, le analisi
d'accordo che sono state fatte, ma le analisi però servono in tempo reale, perché nel momento in cui una concentrazione così elevata di fosfati, composti tratati e quant'altro, ho bisogno di fare il blocco. Non posso aspettare da gennaio che mi arrivino i risultati a dicembre, anche perché tutti sanno che adesso la registrazione a livello di pioggia e quant'altro è molto molto diversa, no? Quindi siamo forti portate in tempi molto brevi. E il fatto è che purtroppo non ancora attualmente allo stato dell'arte non si riscontra nessuna miglioria per la risoluzione di queste cose. Cristian. Noi ovviamente adesso, come detto, ci auguriamo che questo tavolo porti a qualcosa, ma che non rimanga un tavolo. Noi di tavoli in 5 anni con la passata legislatura ne abbiamo visti aprire più che alcuni grandi negozi di arredamento. Qui non c'è solo da fare un tavolo, qui ci sono da fare analisi, rivedere eventualmente le autorizzazioni che ci sono, anche perché di tutti diciamo, i collettori che si diceva prima, di tutti quelli che sversano acqua in qualche modo in laguna, non viene mai fatta un'analisi e quindi, come detto, noi siamo preoccupati più che altro di questo, siamo qui perché con lo stesso intento di 3 anni fa noi vogliamo che la laguna sia una risorsa per il nostro territorio e non una risorsa solo da sfruttare per poi arrivare al limite e poi non poterla più neanche diciamo così, vedere e anche perché, ripeto, queste immagini sinceramente noi non le vorremmo più vedere. Io personalmente devo dire che da parte delle istituzioni, da parte dell'Agenzia regionale per l'ambiente mi sono praticamente sentito preso in giro, perché se sono 2 anni che noi chiediamo come mai si ritrovano tutti questi elementi in laguna, a noi nessuno aveva mai detto che venivano sversate le acque reflue depurate, eppure tutti lo sapevano. E questa è la cosa sicuramente peggiore che è successa in questo periodo. Io mi auguro che ovviamente anche con il vostro aiuto ci possa essere la più ampia sensibilizzazione verso questo problema che, come detto, ha impatti non solo per l'ambiente ma anche per i pescatori poi, e per tutti quelli che vivono di laguna giorno per giorno. Se ci sono domande, se qualcosa non è chiaro, vi invito ovviamente a farle, se no poi noi siamo qua a disposizione, potete eventualmente rivolgercele anche a loro. Poi spiegare un'altra cosa, nel campo del pubblico sono stati io stesso ho consegnato un progetto per il comune di Marano all'ex amministrazione regionale per cercare appunto di risolvere questa problematica. Il progetto l'ho fatto assieme, diciamo, a 2 gota della pesca, si potrebbe dire, che sono 2 persone all'incirca sui 65 anni, che sono 2 pescatori di Marano. E questo progetto era proprio, mirava a risolvere questa problematica cercando di filtrare appunto l'acqua di questi canali collettori e di cercare di porre rimedio appunto all'inefficienza degli impianti di depurazione. E come diciamo prima, il sistema laguna adesso come adesso sta letteralmente collassando, perché tra le temperature, tra appunto questa eccessiva e continua tra l'altro proliferazione di macrofite, non si va solamente incontro in questo caso alla carenza di ossigeno, ma si va anche incontro ad una cosa che è stata, come si potrebbe dire, tralasciata negli ultimi periodi, forse perché il problema sembrava scomparso oppure sembrava essersi presentato in maniera minore, che è il fatto della metilazione del mercurio. Perché? Perché nel momento in cui si degrada la materia organica si creano delle sostanze anossiche. Le risedimentazioni di materiali anossici in questo caso, quindi la reossigenazione di questi materiali, provoca la metilazione del mercurio. Vuol dire che il mercurio sta all'interno del sedimento, per assurdo, lui sta là, tranquillo, non gli succede nulla, dei batteri
Queste cosa fanno? Si attaccano a un gruppo metile e diventa il magico metilmercurio. Questo può rientrare all'interno di tutta la catena trofica, che siano le vongole, che siano i pesci, che siano insomma, un po' tutti gli organismi che vivono all'interno della laguna. Ovviamente quelli edibili, che sono quelli che vengono venduti all'interno dei mercati, sono quelli che possono far risaltare questa problematica, ma la cosa andrà sempre più incrementando nel tempo, mancando l'idrodinamismo lagunare, aumentando sempre di più appunto la proliferazione di queste macrofite, che sono alghe vere e proprie, e non solo, anche del fitoplancton, che se ne è in maniera eccessiva, e quindi sarà un problema perché, come si diceva appunto prima, noi cerchiamo di segnalare la cosa prima. Anch'io tante volte ho avuto degli scontri, diciamo, no, con dei pescatori, perché mi hanno detto no, perché vai a segnalare questa cosa? E io ho detto, questa cosa bisogna segnalarla perché venga bloccata al nascere, perché venga fermata, perché sennò un giorno andremo a finire che nessuno verrà più a pescare. E purtroppo è un problema che va risolto con le dovute maniere. Dico veramente un'ultima cosa, approfittando che non ci sono vostre domande. Noi sappiamo dal febbraio 2017 che ci sono stati gli sforamenti, come vi dicevo prima, per quanto riguarda anche le Escherichia coli, che hanno portato poi a quei verbali anche dell'ARPA, perché per la prima volta all'impianto di Lignano è stato fissato un limite per le Escherichia coli, che è quello previsto dal 152/2006, codice per l'ambiente, perché per 11 anni praticamente la provincia di Udine non ha mai previsto un limite al sversamento di Escherichia coli per le acque reflue depurate dal depuratore di Lignano. Quindi non è che se prima sostanzialmente loro rispettavano i limiti di legge, come ci ha detto ARPA, è perché l'impianto funzionava. No, semplicemente perché loro sversavano comunque Escherichia coli in mare, ovviamente. Poi se l'hanno fatto anche in laguna, questo è ancora tra virgolette peggio, ma lo facevano, e ci sono ovviamente anche analisi ARPA che attestavano lo sversamento delle Escherichia coli anche di 1 milione di unità fecali, quando appunto il codice ambiente consigliava di mettere un limite a 5.000, e sono andate avanti per il 2014, 15, 16, 17, fin tanto che la Regione non ha messo poi effettivamente un limite. Questo non ha comportato nell'immediato un blocco, diciamo così, degli sversamenti, perché per tutto il 2017, per tutta l'estate, c'è stata la problematica e appunto si è arrivati alle, chiamiamoli, verbali di accertamento. E per il 2018 c'è un caso che è stato attestato nel novembre 2018, cioè proprio quando a Lignano praticamente non c'è più un turista, e c'è stato lo sversamento pari al doppio dei limiti consentiti di legge. Questo è attestato sempre in autocontrollo dalla stessa CAFC tramite la società Friulab, che è di CAFC stessa, quindi lo dicono loro, non è che lo dicono, è sempre CAFC, quindi Io ho chiesto è la stessa cosa, il fare l'analisi. Bene, prego. Una domanda. Questi sforamenti di continuo che sono da anni e cose, quindi centinaia di volte, come ricordava il consigliere Servo, oltre al rischio ambientale, ci sono anche grossi rischi di salute pubblica, ancora più in vicinanza, in prossimità dell'apertura della prossima stagione estiva, con centinaia di migliaia di persone? Sulla salute pubblica diciamo, c'è un altro aspetto. È chiaro che le analisi, perché io mi devo sempre basare sulle analisi di ARPA, sulla balneazione ovviamente delle acque, non hanno mai attestato problemi di alcun tipo. Gli unici problemi sono quelli legati alla presenza delle tossine nei molluschi, e questi vengono ritrovati sia in mare che ovviamente in laguna. E anche qui, diciamo, la salute pubblica ha pochi problemi da quel punto di vista lì, perché voi lo sapete che comunque basta o basterebbe cucinare i molluschi per evitare qualsiasi tipo di problema. In alcune zone dove ci sono i rinvenimenti appunto di Escherichia coli nei bivalvi, è già previsto che comunque
gli stessi devono essere portati alla depurazione e, se non è sufficiente, anche alla stimolazione. Per cui i prodotti che escono dalla laguna e dal mare Adriatico nostri sono tutti prodotti che possiamo dire sono certificati. Chiaro che questo, diciamo, è il mercato normale. Se poi qualcuno va, preleva dove non deve perché c'è un'ordinanza, nessuno lo vede e poi mette nel mercato per altri canali, noi in quel caso ovviamente non lo possiamo fare. Quello che ovviamente è certo è che se i cittadini seguono le normali, diciamo, prescrizioni anche per mangiare i molluschi, non succede nulla. È vero che tutti questi sforamenti e tutti questi sversamenti, se continuati nel tempo e se non presi in seria considerazione, ci porteranno adesso a chiudere le zone di raccolta, un domani non si sa, e noi siamo qua anche per scongiurare, come già detto anche al sindaco di Lignano, qualsiasi altro tipo di problematica legata poi alla balneazione, perché se chiude Lignano, ragazzi, abbiamo chiuso una regione. Corrisponde a verità che queste ordinanze emesse negli ultimi 2 anni, mi pare, poche erano a conoscenza, non c'era stata diffusione, non erano i cittadini, non erano a conoscenza, quindi che ne so, forse solo appese all'albo del comune o forse noi abbiamo per questo abbiamo dovuto fare l'anno scorso una conferenza stampa giù a Trieste proprio per dire che queste ordinanze sulla chiusura delle zone di raccolta dei molluschi non venivano rese pubbliche sostanzialmente, neanche sul sito dell'azienda sanitaria che le emetteva c'era il PDF pubblicato. Venivano dati l'ordinanza veniva trasmessa alle autorità, i sindaci poi qualcuno e ogni tanto le pubblicava sull'albo pretorio, ma di fatto ai cittadini non veniva detto nulla. Pertanto c'è stata anche la zona cosiddetta terrazza, perché la zona di terrazza mare, dove quest'estate praticamente per un buon mese e mezzo non si potevano mangiare i molluschi di quella zona, ma nessuno lo sapeva. Posto? Grazie a voi.